a me non sfugge il fatto che di fronte a risorse scarse la politica debba assumersi la responsabilità di fare delle scelte. E dunque annunciamo il voto contrario a questo provvedimento perché, assumendo quello che ci dite, cioè che le risorse sono scarse, a nostro giudizio le scelte che ci proponete non sono appunto adeguate alle necessità che stiamo affrontando. Anche nel nostro caso, a proposito di manovre emendative alla legge di assestamento, alla manovra di assestamento, avevamo delle risorse scarse, molto scarse. Noi abbiamo fatto una scelta diversa, non semplice, non facile, ma anziché, diciamo, distribuire tanti piccoli interventi a pioggia che magari avrebbero accontentato più soggetti, abbiamo pensato di concentrare le poche risorse di cui ci avete offerto la disponibilità su 2 linee di intervento. E voglio sottolinearlo perché ovviamente potrebbero essere 100 le priorità, anzi sono 100 le priorità che indichiamo e che vi indichiamo ogni volta. Noi ne abbiamo scelte 2 e vorrei davvero molto brevemente spiegare quelle che abbiamo scelto. La prima sono le politiche contro la violenza sulle donne. Lo abbiamo fatto, primo, perché siamo convinti che questa sia una criticità vera, un'emergenza democratica vera che coinvolge il nostro Paese, ma in generale le società occidentali e le società moderne. Pensiamo che se ne parli sempre troppo poco. Pensiamo che sia diventato un argomento attorno a cui a parole tutti si dichiarano interessati, ma che poi nei fatti concreti troppo spesso l'agenda politica sia distante anni luce da questo fenomeno. E lo abbiamo anche sollevato questo tema poche settimane fa, quando abbiamo fatto presente alla Giunta che c'è quella piccola questione che si chiama intesa Stato-Regioni, che ha modificato a livello nazionale e con l'accordo di tutte le regioni all'unanimità, inclusa la nostra, i criteri che i centri antiviolenza e le case rifugio dovranno rispettare per poter accedere ai contributi statali e regionali. E vi abbiamo detto, attenzione, perché con quei nuovi criteri che anche voi, Regione del Veneto, avete accettato, più della metà delle strutture che contrastano la violenza contro le donne della nostra Regione non potranno più accedere ai contributi. Quindi è un modo, come dire, per accendere un faro vero su una questione che non può essere soltanto uno slogan che pronunciamo all'unanimità il 25 di novembre. Ma siccome sappiamo che la violenza contro le donne è prima di tutto una questione culturale, abbiamo chiesto e ottenuto dalla Giunta un impegno perché attorno alla questione, alle attività di educazione, di formazione, di sensibilizzazione riguardo alle iniziative che contrastino la violenza contro le donne ci sia un maggior impegno. E abbiamo ottenuto lo stanziamento di 120.000 euro apposta per finanziare i progetti che le operatrici e gli operatori che si occupano di contrastare la violenza contro le donne potranno mettere in campo, in particolar modo in collaborazione con le scuole e gli istituti scolastici, e torna il tema di come la scuola possa essere vettore non soltanto di integrazione sociale ma anche di diffusione di una cultura di giustizia e di equità. E l'altra filone su cui abbiamo scelto di investire le scarsissime risorse di cui ci avete offerto la disponibilità è il settore della cultura, proprio per dare un contributo, un segnale, anche in questo caso un'indicazione di rotta. Lo abbiamo fatto concentrandole non in tanti piccoli interventi, un po' la 17, un po' la 49, un po' la 40, un po' i grandi eventi, ma scegliendo di investire in un unico filone che è quello della cultura audiovisiva e dell'attività cinematografica, una delle tante emergenze, mi rendo conto, del comparto cultura, ma che forse oggi ci può consentire di incrociare un'emergenza, quella della crisi del comparto cinematografico, che però non finisce qua, nel senso che sappiamo perfettamente come la crisi del comparto cinematografico sia solo in minima parte affrontabile attraverso l'erogazione di contributi straordinari, ma invece richieda una valutazione più complessiva di tutto il settore. Ecco, noi abbiamo fatto così. Abbiamo cercato di corrispondere alle cose che vi diciamo sempre che secondo noi voi non fate bene, provando con le nostre difficoltà, i nostri limiti e le nostre risorse limitate a farvi vedere come le faremmo noi le cose se fossimo al posto vostro, facendo la fatica di scegliere tra tante priorità
e cercando quelle che tra tutte oggi meriterebbero a nostro giudizio una risposta più efficace. Sulla base di tutte queste valutazioni non possiamo che ovviamente dichiarare il voto contrario alla proposta nel suo complesso.